Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova diretta di Bocce in Volo qui da Valfenera in provincia di Asti per la fase finale dei campionati italiani Under 23 del 2017. Si affronteranno in queste semifinali Mana Simone e Zucca Stefano e Ariaudo Simone contro Carlin Fabio. Semifinali che per ora sono davanti a un ristretto numero di pubblico, in quanto la giornata è piuttosto calda, la gente magari ha preferito di passare la giornata al mare, però questa mattina un po' più di gente c'era, può darsi che col passare dei minuti la gente arrivi, in quanto è ancora piuttosto presto. Per quanto riguarda questo campionato organizzato dalla società Valfenera, insieme alla collaborazione anche di Gigi Grattapaglia, che ha fortemente voluto questa diretta streaming per vedere appunto le fasi finali di questi piccoli campioni che stanno facendo i loro primi passi nella categoria dei senior. Abbiamo appunto Mana Simone, tanto è partito il cronometro, ha fischiato l'arbitro all'inizio della partita. Pensavo al commento Daniele Albesiano, pensavo in questa prima fase seguire la partita tra Mana Simone e Zucca Stefano, in quanto è la partita più di cartello di questa semifinale. Tanto una giustatina alla telecamera, soltanto un attimo, scusate. Dicevo, in questa semifinale che vedranno di fronte Mana Simone e Zucca Stefano abbiamo il giocatore che Zucca Stefano ora all'accosto, Stefano che è di queste zone in quanto è nato a Chieri, che dista una ventina di chilometri al massimo da questa piccola cittadina in provincia di Asti. Stefano Zucca, che ha già vinto nella sua corta carriera boccistica 2 titoli italiani, un mondiale e uno scudetto, tutti conquistati in categorie giovanili, mentre Simone Mana, che ora va al punto dopo che Stefano Zucca ha tirato la sua prima boccia fuori. Simone Mana, dicevo, ha già dalla sua 8 titoli italiani, 2 mondiali, 4 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 record italiani, un record mondiale. La maggior parte di questi conquistati in categoria giovanile, però alcuni anche già conquistati essendo un giocatore della BRB, conquistati quindi già nella categoria senior. E Zucca, dopo il primo accosto veramente mal giocato, riesce a prendere un bellissimo punto sull'ultima riga, costringendo così
Simone Mana alla bocciata. Buona la bocciata. Ora quindi Stefano Zucca sarà di nuovo obbligato ad andare a punto. Subito partita in salita per lui con 2 bocce già nulle. E va lungo, quindi non prende il punto. Mentre per Fabio Carlì nel campo vicino sì, già 3 errori per lui sulla bocciata, quindi subito un'importante opportunità per l'inquadrato Simone Ariaudo. Si colpisce subito la boccia a 3 al trucco. Colpisce 2 punti per lui, mentre come avete visto Simone Zucca con la sua ultima boccia prende il punto. Parte Simone Mana, colpisce ancora, quindi punto per terra suo e opportunità per lui per aggiungere il punto. Aspettiamo Simone Mana che ecco che ha appena slanciato la sua boccia che sta arrivando abbastanza bene, conquista anche lui il secondo punto. Quindi 2-0 avanti Simone Mana su Stefano Zucca e Simone Ariaudo su Carlin. Dopo il primo accosto di Simone Ariaudo, Fabio Carlì nella società Dolada, società veneta del comitato di Belluno, contro Simone Ariaudo, tesserato per la società Ferriera. Prende il punto Fabio e ora è la volta di Simone Mana che dopo aver lanciato il pallino nella zona centrale del campo va all'accosto
e rimane leggermente corto. Mentre anche Simone Ariaudo gioca una brutta boccia a 1,5 m corta. Tanto ricordiamo anche il cammino che hanno fatto i giocatori prima di arrivare a questa semifinale. Stefano Zucca, inquadrato in questo momento, ha esordito contro Migliore, poi ha giocato la sua seconda partita contro Orlando e la terza contro Simone Rosso. Simone Mane invece, dopo aver vinto contro Carniello, ha vinto contro Galleano della Società Fortisani di Fossano e poi ha giocato la sua quarta di finale contro Elieschenone. L'inquadrato campo limitrofo, Simone Ariaudo ha preso il punto imballato, costringendo quindi Fabio Carlin alla bocciata. Simone Ariaudo intanto ha vinto contro Lefreur della società albese. Toglie pulita Fabio Carlin. Alla bocciata Stefano Zucca. Sì, buona la bocciata. Mentre Ariaudo Simone, appunto dicevo, ha vinto contro Lafreu della società albese, Alciati e poi Ormellese, mentre Carlin Fabio ha vinto contro Luca Negro, Mele e Gasco. Intanto pian pianino stanno arrivando gli spettatori. Brutta boccia intanto per Simone Mane, che rimane largo e non prende il punto. Due bocce in mano per Stefano e una per Simone. E nel suo ultimo accosto Fabio Carlin entra in gioco, conquista anche lui 2 punti, mentre, come avete visto, Simone rimane cortissimo, lasciando quindi l'opportunità a Stefano di recuperare ulteriormente terreno. Ha già un punto in terra, 2 bocce in mano. Ecco la prima boccia di Zucca, tocca la boccia davanti, ma non so se riesce a far punto. Misurano.
Sembra di no. Non ho capito se c'era il secondo punto. Tanto questo primo accosto Carlin rimane piuttosto largo. Due punti, quindi tutte e due le partite viaggiano in sincro, due pari in ambedue le partite. Abbiamo la bocciata appunto di Fabio Carlin sulla costa di Simone Ariaudo. Fabio Carlin che non è entrato ancora in partita in bocciata, una boccia colpita su 5 per ora. Il caldo è abbastanza insopportabile, non è facile giocare a 35 gradi sotto il sole cocente. Pallino intanto contro la riga. E decide di ripetere la bocciata, sì, perché è un punto quasi biberon. Questa volta colpisce. Primo accosto di Stefano Zucca, bellissima bocciata, giocata, non scusate, ma bocciata. Quindi va in bocciata Simone Mana. Intanto accanto Simone Ariaudo fa leggermente lungo, ma dovrebbe aver preso il punto. E Simone colpisce e rimane nel quadro. Seconda boccia giocata per Simone Zucca, Stefano Zucca, scusate. Di nuovo ottimo l'accosto. E intanto seguiamo prima nel campo di fianco Simone Ariaudo, che va a cercare di colpire la boccia tutta sulla destra. Colpisce senza carambolare. E scolpisce anche Simone.
a Stefano, sempre sull'angolo sinistro del gioco. Questa volta rimane molto più largo. Fatti appoggiare, sposti la telecamera. Tutto appoggiato lì. Costringe, no, opta ancora per la bocciata Simone. Colpisce, sempre un punto per Simone Mana. Ottima la costa di Simone Ariaude, mentre Stefano Zucco rimane oltre la metà del gioco, quindi non credo che a questo punto boccerà Simone, darà punto. Tanto nella giocata precedente Simone ha aggiunto anche l'altro punto, quindi 4-2 per Simone Ariaudo. E altro errore. È molto fortunato Simone Ariaudo, che ha rischiato di andare fuori, Simone Mana, che ha rischiato di andare fuori, però fa il punto ugualmente. Conviene che chiami i giocatori solo più per cognome, perché con tutti questi Simone rischia solo di sbagliare. Dopo un altro errore di Carlin, colpisce la seconda. Quindi 3-2 Mana su Zucca e 4-2 Ariaudo su Carlin. Ancora Ariaudo all'accosto. Una giocata veramente lunga questa volta, la boccia del giocatore della Ferriera. E Simone che rimane invece dalla parte della ragione, anche lui una boccia non molto bella. Fabio Carlin invece prende. Simone Zucca all'accosto. Ottima la sua giocata, andrà sicuramente in bocciata Simone Mana. E Simone Ariaudo, convinto di aver preso, invece misurano il punto.
colpisce mana, 4 su 4 per ora per lui. E Simone decide di andare in bocciata. Colpisce carambola, ma rimangono 2 punti per terra suoi. Uno sicuramente non bello, l'altro invece a circa 50 cm dal pallino. Corta questa volta la giocata di Zucca. È ottima la boccia di Carlin, che prende il punto e accorcia le distanze sul 4-3. Altra boccia mal giocata da Zucca. Prende con l'ultima, ma ancora 2 bocce in mano. Simone Mana per far sua la giocata. Primo errore per Mana. E Ariaudo colpisce il primo accosto di Fabio Carlin. Ancora Mana che ripete la bocciata. Colpisce ma non sposta di molto la boccia di Zucca, quindi un punto per terra per Stefano, che anche lui riduce le distanze. No, scusate, va sul 3 pari, mentre 4-3 per Ariaudo. Altra bocciata per Ariaudo, questa volta sembra corta, non è buona. Bello l'accosto per Stefano Zucca che va biberon.
tornato in gara per una fine che ha inciso. 4 occasioni per partita dopo una partita perfetta. Una partita perfetta. Va Simone e la colpisce subito molto bene. Dai, via partita che abbiamo agganciato. Cioè, chiaro, non è aggiunto. Ma aggiunto, il regionale non l'ha visto. Sì, c'è chiaro che è un nazionale, un campionato italiano, per me arbitralmente. Ha fatto 4 tiri. 2 arbitri. Non è che sia Ma devo dire anche su. Ariaudo con la sua ultima boccia, gioca di taglio, ma va di nuovo basso e non prende il punto. Guarda, sì, comunque I 2 bocce a disposizione per Fabio Carlin per cercare di passare in vantaggio in questa partita. Altro bel accosto di Zucca che va leggermente lungo, ma considerata la distanza della giocata è assolutamente un ottimo punto, difficile da prendere. Eccolo inquadrato l'accosto di Zucca. Seguiamo ancora un attimo Fabio Carlin. noi ci puntate alle verme. Che problema deve tenere Cristo. Due volte, poi e Fabio Ariaudo anche c'è anche con Simone c'è mandato. Puntate alle verme. Prende subito invece Simone Mana, ottimo sottocosto, mentre Fabio Carlin non aggiunge, quindi va in bocciata. Eccolo inquadrato, adesso lo vedrete nella sua rincorsa. E colpisce, 2 punti per lui, passa a condurre. Parte anche Zucca, colpisce, la toglie pulita e fa quanto basta per far su il punto. Questa volta decide di andare in bocciata Simone Mana, segna tutte e 2 bocce pallino, anche se era sicuramente nella boccia. Colpisce molto bene. Carlin, ottimo il suo accosto. Tanto è arrivata un po' d'ombra finalmente sui campi di Valfenera. Delle nuvole stanno ostruendo il sole di passare con i suoi raggi, quindi anche un po' di sollievo per i giocatori. Va in bocciata ancora Simone Ariaudo sulla prima riga, colpisce ma la sposta soltanto. E rientra all'ultimo, prende il punto. Eccolo nella sua rincorsa Simone e colpisce perfettamente.
Ottima Simone che 3 su 3 sull'ultima riga. Mentre Simone Ariaudo prende il punto largo sulla sinistra. Vincenzo davvero, due partite. Beh, siete usato nelle due. Prende un ottimo punto Carlin. 4-3 quindi per Simone Mana E un Bocciacchiello. e 5-4 per Fabio Carlin. Se va fuori a bucciare forse no. Colpisce Ariaudo. Mentre invece va molto lungo Simone Mana. Carlin riprende il punto. Mal tirata la boccia di Stefano, forse tirata un po' con leggerezza, mentre di fianco colpisce Simone Ariaudo. Ultima boccia per Fabio Carlin per cercare di far sua la giocata e andare a condurre per 6-4. Prende il punto e allunga sul 6-4. Due bocce mal giocate per Stefano, con suo papà Mauro fuori che sta guardando, che sta chiedendo il time out, ma l'arbitro non glielo consente. Terza boccia per lui. Stavolta va decisamente meglio. Pronto? Buono primo posto di il primo accosto di Carlin nell'altra partita. Colpisce Mana ma corambora nella sua dietro. Sì. Va bene. E colpisce Ariaudo. No, perché stavo a dirmi. No, perché stavo a dirmi. 4 cazzo 1. Mi devi raccontare via fuori, perché una voce che non sortia, fai pure, sì. E decide nella scelta di andare ancora in bocciata Simone Mana.
Scelta coraggiosa, hai capito? Sì, sì. colpisce, non rimane nel quadro, ma il punto ancora di Simone. Forse sa, tanta parte se sa cosa io. Come qui a partire di poi vedi. Io ho sempre una voce partire, l'altro no chi? No, io ho attaccato il mestiere 84. All'altra cosa sta 84. Gli altri, sì. Gli altri fai le puccette. Bene. No, fai in tre, ci ha confonduto, sì, è 84. Sì. A costo per Stefano Stefano Zucca, la sua ultima giocata di questa Tacchegli mano, questa volta è perfetto, quasi biberon. e invece bene l'altra che tra l'ultima riga partita e adesso stiamo con due male a punto. Sì, Quindi va a bocciare Simone Mana ciao. nella sua ultima boccia. Adesso mana so tacchegli sei taccamana ma mia con un singa 3 mana sei tacca. Taccai, singa 3. Taccai con l'ultimo. Anche adesso. 5-3 Simone Mana, 6-4 Fabio Carlì. Adesso, ma chi è là? Anche ma lui sa detto, forse sì, chiamano prima, forse sì. Costo per Carlin credo che sia basso, non dovrebbe prendere. Quello che viene 3 torna, singa 3. Ma è in diretta Daniele. Non è possibile. Rimane storto Fabio. Ci sono 15-20 secondi di ritardo, non di più. Se ha 10 una linea lui, altrimenti ci sono 15 secondi. Cioè, ma tutti ce l'hanno. Anche una partita di calcio a su Sky, non è diretta. Sì, l'ho visto, che c'è 15-20 secondi, sì. Ottimo l'accosto di Simone sull'ultima riga e bocciata di Ariaudo che colpisce molto bene. Adesso ha 4 al trucco, 2 bocce sull'ultima riga perché Ariaudo colpendo è stato 2 volte nel quadro. Intanto Stefano 3 su 3 per lui. Seguiamo Simone. Colpisce, 3 punti per lui. Passa quindi a condurre 7-6 a 1 ora e 2 minuti dalla fine. Macchina. Rimane basso questa volta Simone, ma comunque sempre un bellissimo punto sull'ultima riga. Decide di allungare invece Simone Ariaudo.
Ecco la costa di Simone Ariaudo, rimane lungo al centro del gioco, più o meno 70 cm dal pallino. E non prende il punto, Stefano rimane corto. Fabio invece, anche lui sembra corto, ma forse prende. Sì, prende il punto. Bocciata per Stefano sull'ultima riga quasi. E colpisce. È l'ottima la giocata di Simone Ariaudo che prende un bellissimo punto sull'ultima riga, costringe Fabio Calni alla bocciata. Simone Mana non colpisce e Carlin anche rimane corto con la sua bocciata, mettono a posto la boccia Ariaudo. Carlin che su 3, 6, 9, 10 bocce ne ha colpite soltanto 4. Ancora errore per lui, mentre prende il punto Simone Mana. Ancora una boccia in mano per Fabio, 2 per Simone. E Stefano Zucca che va ancora in bocciata. E colpisce. Un punto per lui. Cinque a 4 quindi Mana su Zucca. Zucca che tira fuori il pallino sull'ultima riga, quindi lancerà la seconda volta. Ma seguiamo Simone Ariaudo, vedere se riesce a aggiungere dei punti. Questa sembra ben giocata, sembra di sì. Non so se aggiunge o meno.
Zucca intanto lancerà la sua prima boccia nell'altro quadro. Ottima la sua giocata e Simone Ariaudo aggiunge sicuramente il secondo punto, il terzo non lo so. 3 punti per Simone Ariaudo che allunga sul 10-6. Buona la boccia di Mana. Ecco ricapitolati i risultati. Mana Simone contro Zucca Stefano 5-4. Ariaudo Simone contro Carlin Fabio 10-6. 54 minuti alla fine. Rimane leggermente corto, ma non è brutto. Decide di bocciare Simone Mana, colpisce, (10 su 12 per lui). (8 su 10 per Simone Ariaudo), mentre ha bocciato molto di meno Zucca, ma le ha colpite tutte. 5 su 5. Stavolta rimane corto. Con il secondo accosto Fabio Carlin prende il punto. Tanto continua a colpire Simone Ariaudo e Simone Mana prende il punto. Decide di andare alla costa Stefano Zucca, rimane corto, attenzione. C'è una buona opportunità per Simone Mana per allungare ulteriormente il suo vantaggio. Mentre Ariaudo va di nuovo in bocciata sulla boccia più a sinistra che vedete al fondo. Colpisce.
Fortunato Simone Mana che aggiunge il secondo punto toccando la voce di Zucca Corto. 7-4. E stavolta rimane largo Fabio Carlin. E Simone Ariaudo giocherà per raggiungere il 12° punto, soltanto più una boccia in mano. Credo un solo punto per lui, quindi 11-6. Mentre Mana non rischia a giocare contro il filo, ma gioca da centro gioco, rimane anche piuttosto largo. Gioco troppo, poi sono grangiano qui. A costo per Stefano. Rimane in campo, prende il punto, mentre è ottima la giocata di Simone Ariaudo che va leggermente lungo, ma è a 10 cm dal pallino, non di più. E va in bocciata Simone Mana, colpisce e colpisce anche Fabio Carlin. Io proprio così, da un bel caffè, adesso gli giù, un bidantesco, un po' da fortuna. Stavolta la gioca veramente alta Stefano Zucca, giocata veramente male, corta, bassa, mentre Simone Ariaudo viene perfettamente verso il pallino, 30 cm davanti. E costringe Fabio alla bocciata. Altro costo per Stefano, stavolta la direzione è quella giusta, se si tiene in campo, si è tenuta al limite. Colpisce Fabio. Prende il punto Stefano,
anche se non è proprio dei più belli. Altra ottima giocata di Simone. E l'altro Simone non delude neanche lui, prendendo il punto di taglio. Decide giustamente di bocciare Stefano, ma vediamo prima la bocciata di Fabio Carlin, che segna anche il pallino. E colpisce 3 su 3 per lui questa mano. Colpisce carambola. Tutto buono. Quindi deve andare a punto assolutamente Simone Mana. Questa volta sembra leggermente più brutto Ariaudo, sì, circa 1 metro dal pallino. Mentre seguiamo l'ultima giocata di questa mano per Mana, di taglio, è ben giocata, ne fa uno. E allunga 8-4, mentre Carli accorcia sul 11-7. Lancia fuori nel suo primo tentativo Simone. Guarda che però partiva in terzo. Già 4 per mano. Pallino sul fondo, sull'ultima riga. Vediamo Carlin dove la gioca. Appena di fianco, sembra un 40 larga. Purtroppo non ho le telecamere vicine in quella zona. Seguiamo quindi in questo gioco più vicino alla mia postazione. E va fuori Simone. Invece Stefano non ha colpito tutte, è giocato molto bene a punti, Giulio si sa bocciare, un po' meno bene a punti, poi una per fare di là invece fa il loro, però 6, ma 6 no, vai a casa, c'è la diretta streaming, se vuoi guardarla. C'è in diretta adesso. Sì, Federboccio, sì, c'è Albesiano che comunque c'è comunque. Va bene, ci sentiamo dopo. Ciao Renato. Rimane largo Zucca, come avete visto prima Ariaudo ha colpito la sua 11ª boccia su 13 bocce tirate, stessa media come Simone Mana.
rimane basso e non prende. Ariaudo ora gioca dritto al pallino, però forse rimane corta. E decide di andare sul pallino Simone per cercare di tenere lontano Stefano. Giocata fondamentale, e con l'inquadrato che parte nella rincorsa lo fallisce. Quindi può riaprirsi questa semifinale. Gioca ancora Simone Mana di taglio, stavolta prende il punto. Stefano però ha 3 bocce per far suo il punto e può ridurre quindi ulteriormente il suo svantaggio. Vediamo se ne approfitta. Tanto Simone Ariaudo non ha preso il punto precedente dopo l'arbitro Schiara ha misurato. Colpisce e colpisce Ariaudo. Fabio nella bocciata colpisce. Due punti per Stefano, ancora una boccia per lui. Ha giocato la boccia di Ariaudo che viene basso, quindi lascia molto spazio a Fabio Carlin per ridurre ancora lo svantaggio, mentre aggiunge il terzo punto Stefano, che si porta quindi sull'8-7 a 36 minuti dalla fine, quindi semifinale riaperta. Sì, prende il punto Carlin. Quindi 11-8. Ecco in sovraimpressione i risultati.
rimane corto con la sua prima giocata Stefano. Mentre Fabio va molto vicino al pallino. Infatti decide di bocciare Ariaudo. Prende il punto Mana e colpisce tanto per cambiare Ariaudo. L'ho visto, poi non c'era bene più. Preferisce andare a punto Zucca invece che tentare di colpire. Carlin rimane leggermente largo e Zucca invece va molto vicino al pallino. Avrà la bocciata sicuramente Simone. Stefano segna la boccia per terra ai 50 cm per la battuta. Colpisce molto bene Mana. 14 o 114. È su internet, non è su cosa. A internet. Tanto ha preso il punto Simone Ariaudo. Molte volte tu puoi dare anche qualcosa perché permettere, tutto dietro. Io telefono a mia famosa da Giovigno. Prende il punto Carlin, quindi bocciata impegnativa per Simone Ariaudo e prende ancora il punto Zucca. Seguiamo prima la bocciata di Simone Ariaudo. Lungo, bruttissima bocciata, colpisce la sua boccia dietro, bruttissimo errore per Ariaudo. Anche errore per Mana. Quindi 2 punti in terra per Fabio Carlin. Vediamo ora Ariaudo che prende almeno un punto dei due, rimane impallato nella boccia più brutta, toglie almeno un punto. Simone Mana invece ripeterà la bocciata. E colpisce. Ultima boccia per Stefano per cercare il pareggio. E Carlin rimane larghissimo.
E fallisce Zucca. Prima bocciata fallita per Stefano, il suo 10° tentativo. No, scusate, 9° tentativo, prima bocciata fallita. Ricapitolando, 9-7 per Simone Mana e 11-9 per Ariaudo. 29 minuti alla fine. Ottimo l'accosto di Fabio che costringe alla bocciata Simone. Brutta invece boccia di Simone Mana che rimane abbastanza corto. All'accosto Zucca prende il punto, mentre Ariaudo rimane corto. Va in bocciata ancora Simone Ariaudo per cercare di togliere punti all'avversario. Questa volta colpisce. Prende il punto Mana. Questa mano non si sono fatti del male l'un con l'altro, prendono i punti ma lasciano ampio margine agli avversari per poter rimediare. Carlina si aggiusta un po' con la boccia di Ariaudo, prende ancora il punto. Terza boccia fallita da Simone Ariaudo, che in questa mano abbassa ulteriormente molto la sua resa in bocciata con 1/4, mentre Zucca un po' tocca la sua boccia e questa volta tocca la boccia di Simone Mana. Fatto sta che non riesce a prendere il punto.
Questa volta prende il punto Stefano, mentre Fabio Carlin non dovrebbe aver aggiunto il punto, rimane largo. Colpisce Simone. Un punto solo per Fabio, che non aggiunge nessun punto. Accorcia 10-11. Almeno sul pari poteva andare. Poi ci siamo era bucciato su qua. Ci tocca la famiglia. Va bene. Appunto. Stefano è nervoso. 2 punti per Simone Mana. Che allunga sull'11-7. I 2 Simone quindi sono a 11 punti, 10 punti per Carlin, 7 punti per Stefano. Rimane un po' largo Fabio. Pallina ancora sul fondo della riga per Simone Mana. Non arriva Simone Ariaudo col primo tentativo. Mentre Simone Mana, ottimo il suo accosto. Rimane lungo Simone, non credo che prenda. Ultime 2 mani veramente mal giocate da parte di Simone Ariaudo. Zucca colpisce. Decide di bocciare la boccia, colpisce, (15/20 bocciate per lui). Ottimo l'accosto di Simone.
e Fabio questa volta rimane corto, ma seguiamo Stefano Zucca nella sua 10ª bocciata di questa partita. Seconda boccia sbagliata per lui, quindi 8 su 10 in bocciata. Prende il punto Fabio largo, però prende sicuramente. Riaudo va sicuramente in bocciata, togliendo quella boccia avrebbe 2 punti in terra, una boccia solo più per Carlin. Ancora Zucca in bocciata. E colpisce il pallino. E fallisce la boccia Riaudo. Quindi punto in terra per Fabio Carlin, che va già a 11, pareggia i conti. Vediamo la sua seconda boccia. E si porta a 12. 12 a 11. Dopo un importante vantaggio per Simone Riaudo, grande recupero di Fabio Carlin. (17, 16 minuti ora alla conclusione). Pallino sempre sull'ultima riga. A costo di Simone Mana, leggermente lungo. Le telecamere non mi permetteranno di seguire la mano tra Simone Riaudo e Carlin, perché la giocata è piuttosto al fondo dell'inquadratura, quindi non vedreste nulla. Il primo accosto è veramente bello, una spanna accanto al pallino. Poi 23 e mezzo, 25, però fai anche corte, però da 3 persone. Colpisce a Riaudo l'accosto di Fabio. Prende il punto Stefano, quindi va a Simone Mana, ancora l'accosto. Ottima la sua giocata.
ottima giocata di Carlin che dopo un inizio veramente disastroso, soprattutto in bocciata, non a livello di questo campionato, si è ripreso prontamente. Altro bellissimo accosto vicino al pallino. Colpisce Stefano, ma carambola appena sulla sua, quindi può essere che abbia tolto il suo punto precedente. Storto veramente di tanto la bocciata di Simone Ariaudo in questi ultimi 3 tiri, veramente crollato nel suo rendimento, quindi ora segna boccia pallino. Tenterà pallino salvezza. Mentre intanto nell'altro gioco continuano ancora a misurare, ma chiamano l'arbitro per poter vedere di chi sia il punto. Seguiamo intanto la bocciata di Ariaudo per quel che possiamo. Colpisce e non va fuori. Preso a legno ed è tornato indietro di una spanna sì e no. Veramente scarognato Simone Ariaudo. Quindi andrà all'accosto Simone Ariaudo nella sua credo ultima boccia di questa semifinale. Niente da fare. Quindi finisce la sua prima semifinale con la vittoria di Fabio Carlin. Per 13-11. Rimane corta invece Simone Mana. Rimane basso Simone Zucca, quindi non aggiunge. Punto interno ancora per Stefano.
Ultima boccia per Stefano in questa mano, cambia posizione, corta in palla la boccia di Simone, non aggiunge il punto, quindi un punto solo. 11-8. Non ti deve. 9 minuti alla conclusione, ancora 2 tiri alla conclusione. Si disseta Simone Mana, giornata calda ma piuttosto umida. Bella Costo di Stefano che rimane più o meno al 50 dal pallino. Ultimi tiri, Costo di Mana, non so se sia rimasto corto o meno. Vanno di nuovo alla misurazione del punto. Quindi va in bocciata, non prende il punto, quindi va in bocciata Simone. Colpisce. Prende il punto Stefano. Guardavo le medie della scorsa partita, dell'altra partita di semifinale, 16 su 24 per Ariaudo e 8 su 16 per Fabio Carlin. Colpisce Simone Mana ma non va fuori. Tanto 20ª bocciata per Simone Mana che ne colpisce 15. Decide di andare ancora in bocciata per cercare di tenere a distanza o per fare almeno l'ultimo tiro in vantaggio e fallisce.
Due bocce in mano per Stefano, che può portarsi in parità prima dell'ultimo tiro. Attenzione, sbagliato poco Simone, però è stato anche un po' sfortunato. Infatti sta ancora recriminando sulla boccia che gli è saltata pochi secondi fa. Prima a costo di Stefano, passa dietro, aggiunge. Anche adesso perché Mi fa così, mi fa così. Anche Fallo parlare questo che capisce un cazzo. Ultima boccia per Stefano e poi si andrà all'ultimo tiro con un punto solo di distacco, se non sull'11 pari. Tre punti. Bella giocata. Undici pari. Parliamo di due, sì, si porta via due bocce senza perché. Questo mi trovo a poco. Dai che io pure. 2 minuti e 20. Senta, garantito 2 sempre. Inizia quindi l'ultimo tiro Sì. in due semifinali veramente combattute fino all'ultimo, dove iniziali vantaggi di Simone Mana e Simone Ariaudo sono stati ben recuperati da Zucco e da Carlin. Carlin è riuscito addirittura a vincere. Vediamo se Zucca riesce anche lui a portare a casa questa finale. È già un bel punto, più o meno 50 cm dal pallino, ma leggermente lungo. Vediamo la costa di Simone, basso, non dovrebbe prendere. Forse la linea è giusta. Urge più uscire. Scade il tempo regolamentare.
Prima una boccia di zucca rientrata da lì, quindi prende anche la sua. Vediamo se zucca colpisce. Colpisce zucca, ne ha bocciate molte di meno rispetto agli altri, 13, ma ne ha colpite 11, compreso un pallino. Due bocce a testa, punto per terra di zucca. Questa qua non arriva mai più. Ultima boccia per Simone, vediamo come andrà a finire. Sembra ben giocata, prende il punto. Ricordiamo che sono solo 11 pari. Andiamo zucca, inizia ora la rincorsa. E colpisce, grande Stefano, grandissimo. 12-11 e va quindi lui in finale contro Fabio Carlin. Quindi per me adesso un attimo di pausa e attendiamo tra poco per la partita di finale tra appunto Zucca e Carlin. A tra poco.
1, 2, 3. 1, 2. Ritorniamo in diretta da Valfenera per la semifinale. Purtroppo brutta notizia, mi si è rotta la telecamera mobile o la scheda video della telecamera mobile. Non riuscirò quindi a seguire la parte lontana dalla mia postazione. Tanto cercherò di capire se riuscirò a farla funzionare nel frattempo, ma la vedo molto dura. Non do un padre che la pago un euro, non vorrebbe. Cercherò di fare del mio meglio in questa finale tra Zucca e Carlin. Primo accosto di Carlin e Zucca. Dovrebbe essere buono, no, bruciato.
vedo se posso, mi assento leggermente dal commento per cercare di far funzionare questa telecamera. Non so più cosa fare. Tanto ripete la bocciata zucca. Stavolta colpisce. Colpisce anche il pallino. Facciamo così, riavvio e saremo di nuovo in onda tra un minuto e mezzo al massimo. Abbiate pazienza. Eccoci tornati in diretta. Purtroppo la telecamera è morta, irrecuperabile. Prende il punto Carlì, tanto punteggio sempre sullo 0-0 e solo la prima mano dopo che Zucca ha colpito il pallino. Colpisce Zucca ma carambola sulla sua boccia dietro. Sì. Tre al trucco, no, 2 al trucco. 2 punti per Carlin che passa quindi a condurre. Bene, 2-0 in questa prima giocata. Tutti pozzi addosso ai
Oggi qualche giocata Pallino più o meno oltre la metà del quadro, in centro, va all'accosto Carlin, rimane circa 1 metro corto. Il terzo dietro quello Decide di andare al punto Stefano Zucca. Ma che cazzo c'è? Rimane basso. Quindi non prende il punto. Va di nuovo al punto, tira lunghissimo, non prende il punto. Ripete quindi la giocata Stefano Zucca. Prende il punto questa volta, quindi andrà a bocciare Carlin. Ma fallisce, primo errore per lui, la sua prima bocciata. Fallisce la seconda bocciata Carlin. Cosa vuoi domani? Non so che cazzo dire, cosa devo dire? Che ne so. Ti dico quel che penso, poi... Vuoi parlare? Non so se vuoi saluto. Basta che saluti o devo dire qualcosa di più? non so. Fai tu. Io me lo dici. Parlo della manifestazione, l'ho vista tutta. Tu mi metti in piedi qua, dietro di te.
seconda boccia a punto, seconda boccia a punto per Carlin, prende il punto e Zucca va in bocciata con la sua ultima boccia. Tanto seguiamo ancora questa boccia, poi ci ha raggiunti i microfoni Claudio Vittino, presidente regionale, invitato a questa manifestazione. Colpisce, fa sul punto, 2-1. Tanto ci ha raggiunti ai microfoni Claudio Vittino, presidente regionale. Tanto un saluto a te, un saluto, salutare il pubblico a casa. Buongiorno a tutti. Si sente come su questo marchingegno della Formula 1. È un'attrezzatura che oggi mi ha lasciato molto a desiderare, in quanto una scheda video è partita, quindi non riusciamo a seguire la parte lontana del campo. Fate di giocare sempre da questa parte. Succede, l'imprevisto della diretta. Sei stato invitato a questa manifestazione, quindi hai avuto modo di seguire tutto l'arco di questa manifestazione. Cosa ne pensi? Ieri ho fatto tutto il giorno, non sono venuto stamattina, sono venuto oggi pomeriggio. Credo che prima di tutto sia stata una bella festa. È una delle occasioni in cui dico che i ragazzi, perché si tratta di giovani, ieri sera anche quelli che avevano perso, sono venuti a vedere la gara, hanno fatto festa fino a tardi, insomma, una grandissima manifestazione. La cosa più bella è che quando finiscono le partite i due ragazzi si danno sempre il 5, quindi bello, molto, molto bello. Qua tengo a sottolineare che i giovani sono la parte più sana di questo sport. Una finale diciamo anche anomala, perché insomma io il Veneto lo vedo giocare da ieri, ha giocato benissimo, uno molto continuativo, e Stefano ha degli alti e bassi, però ha vinto delle partite importanti, ha recuperato delle partite sempre, quindi... Sì, il pronostico forse oggi pomeriggio vedeva Mana, la finale tra Mana e Riaudo, due più di esperienza, diciamo così, più abituati a giocare contro gente di Serie A, mentre invece... Sì, esatto, però Carlin c'è il suo passo e va molto bene in accosto, insomma, è anche uno che non ha categoria alta, no? Rispetto agli altri, quindi insomma ha giocato molto bene. Carlin, adesso devo verificare, ma mi pare che sia... Un B mi pare, categoria B, credo. Devo vedere un attimino. Però comunque una bella manifestazione. Categoria B. Categoria B, sì. Devo sottolineare il lavoro di Gigi Grattapaglia, che sono arrivato ieri pomeriggio, era già stravolto. Molto bello, perché quando entri in paese c'è tutte queste bandiere italiane. Dappertutto. Molto carino, molto carino. Qualcuno dovrebbe imparare. È molto bello anche quello che si chiama in piemontese il tamagnon. Sì, di fianco. Di fianco questo camion con le sedie sopra che fa da tribuna. Molto adesso ve lo inquadro, praticamente dove c'è la scritta Banca Alba dietro Carlin, sulla destra vedete che c'è una piccola rampetta che porta sopra un rimorchio di una... Un'idea per andare nelle piazze e portare le tribune. Sì, per rialzare. Fantastico. E sopra gli ha messo il gazebo, è stata una bellissima idea. Infatti originariamente dovevo mettermi là sopra come postazione. Poi ti portavamo via. Però vuol dire che no, è un'idea, una delle cose che dobbiamo fare è portare le bocce fuori dalle bocciofile, e questo potrebbe essere un'idea per mettere delle tribune a costo zero, no? Basta portare queste cose, molto molto simpatico. E poi ieri sera c'è stata una festa a cui io non ho partecipato, perché ormai sono over, no? I ragazzi qua sono stati avanti fino alle 2, alle 3, insomma, molto carino. Questa è una bocciata importante, Stefano, perché ha già sbagliato una boccia, ne ha una brutta ha segnato il pallino, infatti, e lo colpisce. Bellissima bocciata, veramente è già il determinante. Che colpisce. Non la vedeva neanche. Rimane quindi sul 2-1 per Carlin.
Sì, Ieri invece si è riunita la commissione tecnica, ho saputo che ci sono stati dei cambiamenti, faranno dei piccoli cambiamenti, aggiustamenti per l'anno che verrà, appunto dalla stagione 2017-2018, però sentendo già un po' le prime voci non è che si è cambiato chissà che cosa. ma non so, io so che c'era una canzone di Dalla che diceva l'anno che verrà, e diceva che insomma, l'anno successivo cambiava quasi nulla e poi si sposavano anche i preti. Se aspettiamo 20 anni, come diceva Lucio Dalla, magari qualcosa cambierà. Una delle cose che bisogna pensare è che comunque ci sono 42 persone qua che giocano Under 23 in una data un po' infelice, perché con Esatto. gli studi potevano essere 50-60 ma non di più, mentre a Pinerolo ci sono i campionati over 60 e hanno fatto 150 coppie, guardando i numeri potevano farne 500 e quindi questa è la direzione da prendere, cioè cercare di allargare il numero dei giovani e quindi bisogna fare degli eventi, bisogna andare nelle scuole, bisogna andare fuori dalle bocciofile, bisogna fare un piano programmato con la federazione, bisogna investire del tempo e del denaro su questi giovani che giocano qua e che facciano da testimonial, facciano da traino nelle bocciofile, non possiamo andarci noi. Assolutamente. Nel Piemonte abbiamo decine di ragazzi che sono stati campioni d'Europa, campioni del mondo, campioni d'Italia, che sono a disposizione, gli abbiamo già parlato, quindi credo che mai come adesso abbiamo la possibilità di farlo. Non dobbiamo deluderli e non dobbiamo fallire questo momento. Ti lascio andare a... Grazie, che devo ai andare vari... a prendere la giacca, mi sono anche portato la giacca per fare, perché mi hanno cazziato, mi hanno detto devi avere la giacca per forza per fare la metto solo 3 secondi per dare le medaglie, poi vado via. Grazie, buona visione a tutti. Ciao, buona premiazione. Con la giacca in macchina, è vero. Io sparo perché se non sparo. No. Qualcuno Savigliano mi ha proprio sparato perché adesso sono in tanto. L'altro va vicino. Prende il punto Carlin, ora Stefano Zucca va alla bocciata. È tutto giù. Colpisce e rimane nel quadro, sì, rimane nel quadro. L'altro è più giocatore individuale come il mondo. Perché le carte del Dio, i campi del Dio. Mi spiace veramente tanto per voi che non posso raggiungere la parte al fondo del campo con l'altra telecamera. Prende il punto Carlin, ottima la sua giocata. Colpisce, ma non si sposta la boccia colpita. Ripete quindi la bocciata Stefano. Questa volta mal tirata, corta.
Quindi Fabio può allungare ulteriormente il suo vantaggio, ha già un punto per terra, 2 bocce in mano, con la prima aggiunge. Se ti vanno via a puntetti al tempo. Ecco anche inquadrato l'arbitro Schiara, tempo che ha accompagnato la manifestazione. Seconda boccia bassa, non prende di sicuro, cioè non entra in gioco, quindi 2 punti. Pallino contro la riga, mi spiace che non riuscirete di sicuro a vederlo. Pallino contro la riga di destra. E Carlin gioca una boccia 50 accanto al pallino, che costringe subito Stefano Zucco alla bocciata. E colpisce. Sempre Fabio Carlin sul lato destro del campo. Rimane molto vicino al pallino, circa 5 centimetri accanto, impossibile da prendere per Stefano, che va quindi a bocciare. E colpisce Stefano.
Ancora Fabio, questa volta rischia ancora di più, però rimane quasi attaccato al pallino, neanche 50 centimetri. 3 ottime bocce. Colpisce ancora Stefano. Alle bocce non va bene, si tira bene appunto, dopo si Era fuori, era fuori. Capisci che chi va così? Lungo questa volta Fabio. Vediamo se Stefano riuscirà a prendere questo punto. Spazio ne ha. Prende il punto Stefano, bravo. Pubblico tutto di casa. Pallino sul quasi metà quadra in centro del gioco, posto piuttosto semplice quindi per Stefano per cercare di impegnare subito l'avversario. E va larghissimo, invece Stefano azzecca la forza ma non la direzione.
no, pensate. E misura, vai. Se passa. Oggi è un merda. Fabio invece va molto più vicino al pallino, come vedete sarà circa un 15 cm oltre. Non si vince bravo. Con gioco di ombre non riusciamo a capire di chi sia il punto. Non prende il punto, quindi Zucca va in bocciata, segna ancora il pallino. Buona la bocciata di Stefano, giusta giusta. 3 bocce in mano per Fabio, che decide però di andare a punto. Non prende il punto, quindi decide di bocciare. Colpisce, rimane addirittura nel quadro. Va alla Costa Stefano, centro del gioco. La direzione c'è, la forza anche. Colpisce Fabio. E allunga il 5-2.
pallino sul fondo del gioco, incrocio sinistro quasi del quadro. Ah, ok. Sì. Sì. Non so, siccome adesso vogliamo vedere che cara serve la macchina. Venite a piedi. No? No, vengono tutti, perché c'era sempre la macchina come andato sì, Azzecca la forza, ma questa volta è una gioca veramente larga in centro del gioco. ci vediamo dopo. Prende il punto Stefano. Colpisce Fabio, la butta leggermente sulla sinistra, la butta fuori dal campo. Poco rumore ma redditizia. Non prende il punto, la butta male, cioè la sgancia male. Ha battuto su una zona dove c'era tanta sabbia, quindi è rimasta intampata, come si suol dire, la boccia. Non è andata quindi a buon fine. Prova ancora Stefano a punto. Stavolta ha battuto bene, però l'ha giocata veramente male. Ultima boccia per Stefano. E ancora due Fabio. E va fuori. Va fuori, quindi attenzione. Punto per terra per Fabio Carlin. Due bocce in mano e ha
più o meno 2 metri di margine per aggiungere altri 2 punti e portarsi quindi sull'8-2. Bel giocatore Fabio, non riflette tanto ma le sgancia bene, cioè non riflette tanto nel senso che non è che sta lì tanto a studiare quando si posiziona rispetto agli altri giocatori nella media, dicevo. Piuttosto sbrigativo, non perde tempo. E 3 punti. Otto a 2 per Carlì. Pallino di nuovo in centro del gioco. Se io l'ho calato perché è stato Gioca la boccia corta, circa 70 cm davanti. Neanche 10 cm accanto al pallino, prende un bellissimo punto. Fabio Carlì va quindi alla bocciata. E la tira storta. Claudio, e anche su Federboccia al fondo c'è il banner. Fallisce la prima Carlì, ripete con la seconda. Mal tirato, tutte e due. Prendermi un'acqua naturale. Ma no, perché non era per Federboccia. Federboccia di YouTube, su YouTube. www.federboccia.it. Sono proprio sulla Federboccia. Al fondo c'è un banner di bocce in volo blu e c'è di sopra si vede. Perché di lì, dalla cosa mi mandava sul canale YouTube della FIB. No, ma dove vai su Federboccia? Vabbè, adesso vado. Sotto c'è il banner blu di bocce in volo, clicchi sopra ti butta. Non lo cerco. Ultima boccia per Fabio, chiude abbastanza bene il gioco.
Anche se Dio magari 3 bocce in mano per Stefano, vediamo se riuscirà a recuperare qualche punto. Prima boccia la aggiunge perfettamente. 2 punti intanto in terra, ancora 2 bocce in mano. Stavolta è corto. Ultima boccia quindi per Stefano. Tanto dopo il break rientra Fabio nei campi. E va lungo. 2 punti. 8-4. ...51 minuti alla fine. Pallino sul lato sinistro del campo, più o meno a metà quadro. Rimane largo 50 centimetri. Fabio più ben giocata, tocca appena il pallino, ma tanto l'avrebbe fatto comunque il punto. Si ferma circa 10 cm dal pallino e Stefano andrà quindi alla bocciata.
vedete sulla destra il podio, corta intanto la bocciata di Stefano. Sulla destra dicevo il podio già preparato dall'organizzazione di Valfenera, non avendo la possibilità di dare delle ottime immagini per la premiazione. Appena terminata questa finale chiuderò il collegamento. Non vale che va via signore Altra bocciata fallita da Stefano. E di nuovo ghiotta opportunità per Fabio per allungare, già è sull'8-4. Vediamo dove gioca questa boccia Stefano. Sarà circa 30 cm dal pallino. Decide di bocciare. Se la fa stare dentro, Cambia idea, va a punto. Sembra bene, no, mal giocata. Esce anche dalla seconda. Perché noi siamo a piedi adesso. Ma come se non dici che ci portava la macchina qua? Questa volta più ben giocata, vediamo la forza. Tocca il pallino, lo butta sulla sinistra. Zia Luciana, sapete a posto? Allora dobbiamo venire a piedi. Giocata nulla perché avendo spostato oltre 50 il pallino probabilmente aveva fatto 2 punti, quindi riportando la situazione a posto rimane solo un punto per Fabio Carlin. Questa è più ben giocata sicuramente. Vanno alla misurazione. Credo 2 punti. Mica sono due passi, deve capire. 10-4, quindi 44 minuti alla fine.
Dice 4. Ma senti. Inizia Fabio la giocata. Rimane largo, ma più o meno 60 cm dal pallino. La direzione di Stefano è giusta, infatti prende il punto. Decide di bocciare, quindi Fabio Carlin. Due su 6 per ora il suo score. Colpisce quello che non fa in bocciata, però lo recupera sul punto. Bravissimo puntatore, sarebbe ideale in una partita a coppie come puntatore. Non prende il punto Stefano, rimane corto. La direzione c'è, questa volta passa. Fa il punto. Ancora in bocciata Fabio. Colpisce perfettamente. 4 su 8 per lui. Ha vinto Silvano e Merlone, ma può guadagnare al quartiere, coppia meno di morte. Non prende il punto. Una boccia a disposizione per Fabio per portarsi a 12. Sembra intenzionato a giocarla di taglio sul lato destro del campo secondo la nostra visuale. C'è una rischia sempre dal centro del campo, ma la alza un pochino, la direzione c'è, la forza anche, sì, 2 punti. Si porta a -1 quindi dal titolo italiano, 12-4.
Quando sono due dovrebbero essere 12. 12. Veramente dura ora per recuperare per Zucca. 12-4. A un passo dal titolo. Prima boccia leggermente larga per Fabio. Gioca Stefano, la direzione rimane basso, era lungo, non prende, ma è abbastanza sconsolato Stefano, torna subito sui suoi passi per giocare la sua seconda boccia. Questa volta cambia la direzione, rimane corto e Fabio segna già il pallino, salvezza per Stefano. Attenzione, potrebbe chiudersi qui il campionato italiano Under 23. Lungo, e mi sa che ora gli toccherà la mano. No, decide di giocare ancora l'ultima boccia. Zucca, che forse ha consumato tutte le sue energie per vincere contro Mana. E lo prende imballato. E Fabio intelligentemente non va in bocciata. Un vantaggio troppo grande per rischiare di perdere 2 o 3 punti, quindi decide di andare a punto sperando che 1 su 3 vada vicino al pallino e va via. La prima andata via bassa. Secondo tentativo per lui, per laurearsi campione italiano. Stavolta mi sa che c'è. Sì, campione italiano Fabio Carlin, bravissimo. Si butta per terra. Bella soddisfazione per lui. Categoria B. È riuscito a vincere questo bellissimo titolo Under 23. Anche i suoi amici che vanno a... il suo fratello va
va ad abbracciarlo. Grossa delusione per Stefano che sui terreni quasi di casa non riesce a portare a casa questo titolo. Quindi si conclude qui questa diretta streaming del campionato italiano Under 23. Non riesco a firmare, come vi dicevo, in modo decente la premiazione che è distante dalla mia postazione. Quindi concludo qui la mia diretta. Un arrivederci e un grazie a tutti da Daniele Albesiano. Ci vediamo probabilmente la settimana prossima con la diretta streaming dei campionati italiani a coppie da Centallo della specialità petanque. Ciao a tutti. Vediamo ancora questa parte, stata la premiazione, l'inno, eccetera.